Giorgione 1911 e Vittorio Faglia, mentre Davide dà inizio alle ostilità. Borgo Valbelluna in completo tenuta rossa, mentre completo tenuta blu l'Eclisse che attacca da sinistra verso destra, il pallone ritagliato nel settore di Gasperini e si appoggia indietro a Segato. Cazzaro per il numero 2, anzi no, era Cazzaro in questo momento, il lancio lungo per Canato, Filippo che supera di slancio il proprio diretto controllore e infila la porta difesa da Mares lungo. Mette Gasperini, va a scacciare e c'è il raddoppio, deviazione volante di Canato per il 2-0 dell'Eclisse. Si va dalle parti di Mares, lancio lungo, attenzione, sfugge il pallone a numero 2 dell'Eclisse e accorcia le distanze il Borgo Valbelluna.